un piccolo spot dai territori di Abbasanta per farvi vedere l'imponenza del nuraghe Zuras, che sin dall'esterno vi farà rimanere basiti. Guardate questo architrave che voi praticamente adesso lo state notando con la mia apertura delle braccia. Insomma, si parla un qualcosa, sarà intorno ai 2 metri, però entrando dentro, venite un attimo, innanzitutto vedrete quanto sono enormi e possenti i conci che hanno utilizzato per fare questo nuraghe. E parlando appunto dell'architrave, vi volevo far vedere una cosa. Guardate, se noi vieni, se noi facciamo le inquadrature dall'interno verso l'esterno, guardate un po' l'architrave che noi abbiamo visto all'esterno. Guardate che cosa era in origine questo concio qua, questo mega lastrone. Chissà quante tonnellate pesa. Chissà quante tonnellate pesa. Il nuraghe che ha una nicchia alla destra, eccola qua, e una scala a sinistra. Se voi la percorrerete dal basso verso l'alto, arriverete poi al primo piano, che adesso è praticamente andato. Però dai, possiamo dire che la scala è in ottime condizioni, perché a sinistra e a destra il paramento murario è strepitoso e vi dà un'idea di quanto è possente appunto questa muratura. E una volta che poi discenderete dal primo piano, potrete guardare la scala appunto dal alto verso il basso e avrete la percezione di quanto sono ciclopici questi massi. Cioè praticamente vi sentirete come mi sto sentendo io in questo momento, piccolo piccolo, perché a parte il fatto, guardate un po' questo piccolo pertugio per l'aria o per la luce, guardate quanto sono grandi i conci in questa parte della scala, letteralmente strepitoso. Ma entrando nella camera centrale sarete letteralmente rapiti dalla perfezione, perché questa cupola è tanto meravigliosa quanto perfetta. Infine il classico schema cruciforme, la nicchia centrale, guardate un po', la nicchia a destra e poi la nicchia a sinistra. Ipotizzo che qua potesse esserci qualcosa che ha a che fare con o un pozzo oppure un focolare. Chiudiamo le immagini con la veduta dall'interno verso l'esterno, eccola qua. Dai, anche il nuraghe Zuras vi aspetta. Un abbraccio a tutti, ciao ciao ciao.